Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa è una puntata che non dovete perdere perché abbiamo una persona importantissima che ha dedicato davvero la vita agli altri e quindi merita davvero un plagio e un applauso davvero encomiabile da parte di tutti noi. Io ho la fortuna di averlo ospite e ci racconterà la sua storia, la sua vita e quello che lui sta facendo, ha fatto e sta facendo e farà ovviamente, come dicevo, per gli altri. Buonasera Don Dante Carraro, direttore dei Medici con l'Africa del QAM. Grazie di essere qui con noi. Grazie, come grazie a te e agli spettatori. È ovvio che io sono tornato da poco adesso dalla Repubblica Centrafricana, uno dei paesi che sono proprio dentro al cuore dell'Africa nera, e anche lì le sfide sono quelle di una sanità che ha già i problemi di base e in questo periodo è stata anche appesantita poi anche dal Covid, ecco. E quindi sono paesi nei quali noi insomma siamo abituati a lavorare, a essere vicini a queste realtà, ma in sto periodo insomma ecco, bisogna non prendere paura delle difficoltà. Io di solito in questa trasmissione do del lei ai miei ospiti per professionalità. Ci diamo del tuo, ci diamo del tuo, siamo amici. Allora comincio nel dirti così, l'ultima volta sei venuto un anno fa più o meno, sei un po' dimagrito o sbaglio? Ma guarda, dirti la verità, ho fame, sto bene e ringrazio... No, stai bene, si vede, però mi sembra un po' dimagrito. E ringrazio così. Dio. Cerco però di mantenere un peso insomma adeguato. Io devo dire che da una decina d'anni ho iniziato a correre al mattino. Cioè io mi alzo presto, più o meno verso le 6. Stamattina per esempio pioveva a grande, però io mi sono cambiato, ho messo la mia tuta e alle 6:25 esco dal portone del QAM, faccio i miei... Quanti chilometri? 5 chilometri ogni mattina di corsa, torno. Ah, per quello la linea è... Allora può darsi che questo aiuti a... no, l'impressione è così perché non vorrei... Dopodiché sono tornato da poco dalla Centrafrica ed è vero che durante quel periodo là... Aspetta Dante, poi parliamo dell'Africa perché tanto... ho mangiato poco, volevo dire. Sei stato ospite nel mio telegiornale, quindi abbiamo già parlato di te, però volevo far conoscere un po', fare una chiacchierata diversa, un po' più chi è Don Dante Carraro. Andiamo a vedere la scheda e poi avremo modo di parlarne. Vediamo la scheda. La medicina, la vocazione e l'impegno nei confronti dei più deboli, una vita spesa per gli altri, quella di Don Dante Carraro, nasce a Pianiga il 29 marzo 1958. Lì i suoi genitori, Attilio e Gina, gestiscono un negozio di alimentari. Da giovane le sue grandi passioni sono il calcio e la montagna, ma quello che vuole fare è il medico e allora nel 1983 si laurea in medicina e chirurgia all'Università di Padova, mentre 4 anni dopo consegue la specialità in cardiologia, ma è subito dopo che la sua vita prenderà una decisa svolta e lo farà con la vocazione. Più tardi racconterà di aver maturato questa consapevolezza mentre frequentava una ragazza. Con lei stava bene, dirà, andava al cinema a mangiare la pizza, ma non riusciva ad essere se stesso, sentiva il desiderio di dare la stessa attenzione a tutti. Nel 1991 viene consacrato sacerdote e comincia ad operare nelle chiese di periferia a contatto con ambienti sociali difficili e poco dopo inizia l'impegno con il QAM, di cui dal 1994 al 2008 ricopre la carica di vice direttore prima di diventarne il direttore. Il primo viaggio con Medici con l'Africa è datato 1995 in Mozambico. Sarà l'inizio di un'avventura personale e collettiva con quella che è la più grande organizzazione italiana in Africa e che Don Dante ha contribuito a far crescere ancora di più. Un lavoro quotidiano al fianco delle fasce più deboli della popolazione, sostenuto con programmi di cura e prevenzione, interventi di sviluppo delle strutture sanitarie, attività dedicate ai malati di HIV, tubercolosi, malaria e poi ancora formazione di medici, infermieri
infermieri, ostetriche, un'avventura stimolante e ricca di soddisfazioni, nella quale però non sono mancati momenti difficili, come quando negli ospedali arrivano bambini quando ormai è già troppo tardi e l'unica cosa che si può fare è guardarli negli occhi mentre se ne vanno. Ti svegli di notte e hai impresso lo sguardo della mamma che te l'ha portato sperando in te, dice Don Dante. La dimostrazione di come di lavoro da fare ce ne sia molto, ma la ricetta Don Dante Carraro ce l'ha chiara in testa: uscire da una logica di emergenza per entrare in una di solidarietà nel tempo, nella consapevolezza di un destino comune. Bella storia, bella storiella, Don Dante. Così, ma giocavi anche a calcio, dimmi la verità. Che ruolo giocavi? Io ero una mezza punta, un centrocampista. Facevi gol, dai piedi buoni o un corridore? No, io ero, devo dire, entrambi. Ero un corridore, nel senso che a me piaceva giocare a centrocampo e correvo molto. Però insomma devo dire che vari anni sono stato non il capocannoniere del campionato, ma il capocannoniere della squadra. Eri un leader anche lì allora? Beh sì, insomma ero il capitano. Le cose non nascono mai per caso, quindi. Tutto contribuisce. Senti Don Dante, poi una storia che sentivo nel servizio che ha fatto Dennis, a un certo punto tu intraprendi lo studio, ti lauri in medicina, trovi una ragazza. Come nasce poi quella storia? Da un amore nasce un altro amore, cioè, quel passaggio come nasce? Perché è un passaggio anche interessante da ascoltare. Ma a me piaceva molto medicina, quindi mi sono buttato dentro, studiavo, ho frequentato qui la clinica medica prima, poi nell'area cardiologica, che è il motivo per cui dopo ho fatto la specialità, e ti apri alle relazioni, alla vita e quindi anche a ragazzi, ragazze, fin tanto che così trovo anche una ragazza con cui stavo bene insieme. La vedi ancora oggi? No, lei tra l'altro dopo un periodo di tempo ha fatto un incidente stradale grave ed è in paradiso, ecco. Quindi non ci siamo proprio più visti, ci siamo visti un po', dopodiché insomma ecco. E da lì? E lì io sentivo, quindi mi piaceva molto medicina, mi piaceva molto quello che stavo facendo, sentivo che stavo anche bene con lei, ma sentivo in me qualcosa che non andava di profondo, che non era legato a lei, era più legato a un mio crescere, a un mio maturare, a un mio sentire l'esigenza, ecco, l'esigenza forte di un qualcosa che mi mancava. E lì è stata una ricerca faticosa. Io ricordo che uscivo dall'ospedale, io avevo la Vespetta, la mia famiglia è dopo Vigonza, tra Vigonza e Mellaredo, uscivo con la Vespetta, mi fermavo alla chiesa di Santa Sofia, appoggiavo la bicicletta, la motoretta, la Vespa, entravo in chiesa e mi mettevo davanti a sto crocifisso. E sono andato avanti un bel po', dove l'unica preghiera che riuscivo a fare, buon Dio, io sento, cioè mi piace di fare quel che sto facendo, ma c'è qualcosa che non va, e non so che cosa, Fintanto, ed è stato faticoso, perché sentire che non sei te stesso, sentire che non ecco, e fintanto che è vero quel che dice il Vangelo, cioè io se tu mi chiedi quando ho intuito in maniera limpida, chiara e forte che quel Gesù, che quel Dio in cui credevo, mi chiedeva questo, mi chiedeva tutto. Quando io ho avuto il coraggio ho intuito e ho avuto il coraggio di dire va bene, lì talmente potente la libertà interiore, la voglia, me stesso, sentire che respiro a pieni polmoni, anche se capivo che voleva dire, io stavo ormai finendo medicina, mi sarei laureato a breve, io avevo tutto un programma di vita, pensavo già alla cardiologia, eppure in quel momento io ho sentito che quel tutto... E quindi cosa hai fatto? E quindi
con questa consapevolezza mi sono laureato, dopo sono andato... Proprio come lo racconti adesso si capisce anche in quel momento come lo stavi vivendo, proprio sì. l'entusiasmo. Ma poi c'era sempre la ragazza, gliel'hai detto alla ragazza? No, vero? no. Ah, non gliel'hai No, detto? no, perché il disagio, dopo 2 anni che stavo con lei, e non capivo ancora che cosa, però il disagio era tale per cui non mi sentivo libero. E io a lei ho espresso questa roba, guarda, mi piace, contesto bene, eccetera, però non sono me stesso, non sono libero. E quindi guarda, per non farci del male, io a te, più che io a te, insomma, perché ecco, è meglio che dividiamo le nostre strade. Che ci dividiamo. E lei con qualche sofferenza, sì, insomma, anch'io, perché dopo non capivo, perché se uno se avessi trovato un'altra ragazza... Sei stato duro lì, però... sto scherzando, onesto, ovviamente. Sì, però onesto, ecco. Sì, onesto, ma duro, duro è così. Bisogna anche essere, insomma, capire... Sì, dai, era comprensibile. Ma secondo te è proprio stata una richiesta da Dio, secondo te, che ti ha detto senti Don Dante, prendi questa strada? Cioè, vorrei riuscire a capire perché nel tuo racconto tanti sacerdoti, tanti intraprendono questa vita dall'oggi al domani come è capitato a te. Cioè arriva dall'alto, cosa sente un'oppressione, una pressione? Non riesco a capire bene cosa. Io quello che sento è che non ero io, che non era il mio nome pieno, che non era la mia libertà. Sentire che ero me stesso. Dopo hai dovuto dirlo anche a casa ai genitori? E che traffico! Quindi io ho sentito che a quel Dio a cui mi riferivo, a un certo punto, io ho sentito, non è che lo senti dentro di te, che quel Dio in cui credi ti chiede tutto. E quel coraggio di dire, inevitabilità quasi di dire tutto e sentire che ritrovi quella vita che stai cercando, quello ti dà una forza, una potenza, eccetera, di dire, ma va a quel paese anche dopo. No, posso dirti, nel tuo racconto che lo stai raccontando ora, lo racconti con un entusiasmo davvero che mi prende moltissimo. Ma poi, oltre alla fidanzata... dopodiché hai dovuto dirlo che i genitori, immagino. Dopodiché, invece, allora, alla ragazza... L'abbiamo sistemata. Invece, ai genitori l'ho detto dopo. Dunque, però qua devo fare una premessa, che mia mamma è sempre stata, la parola è terrorizzata, che io potessi andare a fare il prete. Ha fatto di tutto per coltivare in me la fede. Erano cristiani i tuoi genitori? Loro erano credenti cristiani. Loro mi hanno, quando io a 15-16 anni sono andato in crisi, non volevo più andare alla messa, perché andavo a ste messe, una palla infinita, ste prediche che non capisci. Io veramente volevo mollare. E mia mamma mi ha detto, no, dai, alla messa vacci. Poi è capitato che ha cambiato il parroco, è arrivato un parroco interessante, non facile, caratteraccio, ma interessante, un uomo che diceva robe che mi colpivano. E questo mi ha riavvicinato un po' alla Chiesa. A favorire questo avvicinamento anche alla parrocchia è stata la ragazza che mi diceva no, vieni che... Ecco, allora, mia mamma però è sempre stata molto preoccupata che io potessi andare a fare il prete. Da piccolo, mi ricordo, sta qua la racconto perché è simpatica, insomma, no, a me piaceva fare il chirichetto. E mia mamma era preoccupata che nel fare il chirichetto tu potessi diventare prete. Che il parroco, eccetera. Una volta il parroco ha osato venire a casa a chiedermi che stava facendo una gita con i chirichetti e li portava a vedere il seminario a Tiene. Mia mamma ha detto, mio figlio? No. No. E mi ha chiesto una volta, ma il parroco ti dà la mancia per qua? Beh, vedo che vai alla messa, dice, ma ti dà la mancia il parroco per fare il chirichetto? Beh sì, dicono, mi dà 30, una volta c'erano i franchi, 30 franchi, 30 lire. Lei mi guarda e mi dice, te ne do 50 se non vai. Ah, proprio categorica. Corruzione allo stato puro. Livelli. Fatto sta che man mano che crescevo, lei vede che io faccio medicina, quindi lei si è tranquillizzata,
mi chiedeva ogni tanto, intanto avevo mollato la ragazza, dice ma queste ragazze arrivano, non arrivano, insomma, dico mamma guarda, sto studiando, sono concentrato nello studio, eccetera. E quindi quando ho intuito sta roba non gliel'ho detta subito, perché ho detto inutile che gliela dico adesso, mi devo laureare, eccetera. Una volta laureato vado dal rettore del seminario e gli dico io entrerei in seminario perché sta roba l'ho capita, eccetera. E dice ma hai fatto il militare? Porca miseria, no. No, devi fare prima il militare, e quindi ho fatto il corso per ufficiali a Firenze, poi sono tornato a Padova, all'ospedale militare, dove ho fatto i miei 12 mesi da medico all'interno dell'ospedale militare, e nel frattempo mi sono iscritto alla cardiologia, perché la specialità la fai dopo, certo. 4 anni dopo. Quindi tra il tempo dopo la laurea, il militare, e ormai stavo finendo cardiologia, al 4º anno di cardiologia io sono entrato in seminario. Il rettore mi ha detto adesso puoi entrare, e allora lì sono andato a casa a dire ai miei genitori. Mio papà è stato bravo perché mi ha detto Dante, io capisco, spero che questa scelta sia una scelta vera. Se è vera io ti rispetto, ma ti chiedo di stare attento per non buttare via la vita che hai fatto. Ed è stato un discorso saggio che ho ritenuto. Apprezzato. Mia mamma, glielo dico, lei mi guarda e dice, non c'è niente da fare. Ma... Così ha fatto. È proprio la testa che è tua. E lei è stata i primi 2 anni, 3 del seminario, non voleva venire in seminario, non è venuta. Dopodiché mia mamma è cambiata, perché? E dopo gliel'ho chiesto. Perché dal 3° 4° anno ha cominciato a venire e ha cominciato via via a essere contenta della mia scelta. Dante, perché mi ha detto lei una volta? Perché io ho fatto un'esperienza di preti quando ero piccola, che secondo me i preti sono tristi. E vedere mio figlio triste, dice, non me lo perdono come mamma educativa. Quando ho capito che effettivamente... Non eri triste? Allora dice, vabbè, bellissimo, bello. Sì, no, una bella storia. Poi Don Dante, la mamma, se era ancora, immagino, mancata, adesso è in paradiso. È in paradiso. Ecco, ma poi quando hai fatto la scelta di andare in Africa, lei era ancora al mondo, la mamma? Sì, la mamma era al mondo. E quindi hai dato un altro dispiacere, perché prima hai combinato tutti i colori. Più che un dispiacere, primo era proprio un dispiacere, il secondo invece era una preoccupazione. Una preoccupazione, sì, chiamiamola, una preoccupazione. Che è vicina al dispiacere, sì, insomma, sì. È vicina, insomma. Però insomma era più preoccupata di sto contesto. Allora dico, mamma... No, ma hai fatto arrabbiare, lei ha combinato tutti i colori, cioè è una roba incredibile. E la devo mamma dire che con loro, io ho anche una sorella, devo dire che anche con lei è un rapporto molto bello, ma con loro proprio, anche con mia sorella adesso, che i miei genitori sono in paradiso, insomma mia sorella ha un rapporto molto stretto anche col cognato, la famiglia, eccetera, però con il papà e la mamma veramente un rapporto autentico. Io gli ho sempre detto quello che vivevo, loro sempre molto schietti, e questo ha fatto sì che, pur nella differenza anche delle vedute, mio papà era un commerciante, avrebbe voluto che io facessi il commerciante, dice anche per dare continuità al lavoro, andava bene, dai. Aveva un'attività in proprio? Sì, aveva un'attività in proprio, aveva un piccolo supermercato qua in paese, insomma dopo le robe stavano crescendo, dai, continua, papà. Non è per me, non mi proprio piace. dato delle belle soddisfazioni inizialmente alla famiglia e ai genitori. Senti Dante, poi nella storia, nel passaggio che poi tra l'altro, perché ormai ti conosciamo tutti e poi ne parleremo ovviamente per quello che stai facendo, però la tua storia è anche molto interessante. Dopo questo passaggio ti lauri ovviamente, diventi un cardiochirurgo e quindi diventi un cardiologo e poi decidi di intraprendere questo tuo percorso tuo da benefattore, oserei dire, però un percorso importante in un paese dove ovviamente c'è bisogno, ci sarà ancora bisogno. Come mai c'è questo passaggio? C'è qualcuno che ti dice senti Dante vieni a darci una mano, oppure è una scelta tua anche qui di andare nel terzo mondo per cercare di... No, è stata così.
io ho raccontato fino a aver capito il tutto, che era il tutto che mi chiedeva il Dio in cui credo. Quel Dio là mi ha chiesto tutto e nel dargli tutto io ho sentito questa profonda libertà mia, ecco, proprio forte. Il correre a pieni polmoni, mi viene da dire, no? E quindi ho voluto entrare nei seminari, i 6 anni di seminario. Quando sono entrato in seminario, dico, forse il rettore mi abbuona qualche anno. No, dice, gli anni di seminario sono 6, tu devi fare 6 anni come li fanno tutti. Porca miseria, dico, vabbè, mi metto di buona lena, quindi ho fatto 6 anni di seminario e quei 6 anni là, insomma, ho capito dentro di me che quel tutto che rimaneva, ma si stava trasformando in tutti. Cioè sentivo fortissima la dimensione di aprire le braccia a tutti, incontrare tutti, sì, parrocchia sì, ma una parrocchia grande, mi sognavo, no? Una parrocchia grande, tanto è vero che quando sono diventato prete, il vescovo ti chiama, era Mattiazzo a quel tempo. Sì, ricordo. Ti chiama e ti dice, allora diventi... Pensa che era io lavoravo a Telechiara, quindi era lui uno dei capi, tra l'altro, dei vescovi. Voluta da lui proprio. Voluta da lui, quindi pensa, adesso non lo conosco. Ecco, lui mi fa il colloquio prima di diventare prete e mi dice, Don Dante, adesso diventi prete, e io sono contento, eccetera. Dice, ma dopo cosa ti piacerebbe fare? Dico, guarda, eccellenza, io sono prete, sono single perché non sono sposato, quindi sono libero. La fidanzata l'abbiamo lasciata andare. E dall'altra dico non ho impedimenti, per cui andrei volentieri in Africa. Sento insomma l'esigenza di... Allora, non hai avuto paura? Pensiero, uno arriva e dice andare in Africa, quel mondo lì, senti ovviamente di tutto, e quindi non hai avuto un po' paura, Don Dante? La paura c'è sempre, perché dopo l'Africa rappresenta un'incognita, no, non sai cos'è, io non c'ero mai stato, però sentivo l'esigenza di allargare le braccia, ero medico, l'idea di andare in un ospedaletto africano e dedicare la mia vita là, me l'avrei fatta volentieri. Fatto sta che gliela chiedo. Lui dice, è bello, dice, terrò conto. Mi arriva la nomina dopo 3 mesi, scritta, col bigliettino apro, destinato presso la parrocchia della Sacra Famiglia. Sacra Famiglia, sì, in centro Padova, dico. Allora dico, non ha mica capito quello che gli ho detto. Vabbè, sti vescovi capiranno quel che vogliono. Dopo 3 anni di parrocchia, sono stato lì in parrocchia, quando c'era Don Lino, Boldrini, eccetera, e mi sono divertito, stati 3 anni bellissimi, con tanti ragazzi, tanti giovani, eccetera. Dopo 3 anni mi chiama il vescovo e mi dice, non mi sono dimenticato di quello che mi hai detto, se sei d'accordo ti mando al QAM. Dico, bello, dico, al QAM. In quel periodo il QAM... In che paese, gli chiedo io, dell'Africa, in che paese dell'Africa? Come in che paese dell'Africa? No, in via San Francesco 126 dove abbiamo Chi era il direttore in quel periodo? C'era Monsignor Luigi Mazzucato, era lui il direttore. Ti mando in via San Francesco, ma no, in via San Francesco, mandami in un paese, no, tu vai là e dopo vedrai che... Prima o dopo? E lì sono arrivato nel 94, dopo 3 anni di messa, c'era lì Monsignor Mazzucato e dal 94-95 ho cominciato ad andare in Africa. Il primo paese è stato il Mozambico, il secondo l'Uganda, il terzo l'Etiopia, dove mi sono fermato per periodi più lunghi. E lì è stato il terzo passaggio. Chi copriva le spese di tutti questi viaggi, Don Dante? No, questo qua li copre il QAM. Quando io mi sposto li copre il QAM perché insomma lavoro proprio per il QAM. E anche all'inizio, per esempio, metti la formazione che ho fatto, perché dopo, un passo per volta, guarda. Quindi dal 94 ho cominciato a entrare. Quindi ho fatto 3 passaggi nella mia vita, il tutto, il tutti e poi l'Africa. E l'Africa è stata proprio durante questi percorsi, che dopo magari ci ritorniamo. Mi chiedevi
io ho fatto, per esempio, ho sentito forte l'esigenza però quando sono stato in Africa dopo di medico, cardiologo, ma di approfondire alcuni temi che sono temi specifici del contesto africano. Ho dovuto andare in Inghilterra a studiare meglio l'inglese, l'avevo studiato durante il liceo, poi l'università, però bisogna parlarlo, bisogna capire l'interlocutore, i ministeri locali, eccetera. L'inglese era importante, quindi ho fatto quello. E poi in Uganda in particolare ho approfondito, io ho fatto dei corsi in Health Services Management, Human Resources Management, cioè alcuni corsi che mi hanno aiutato a capire di più il contesto africano, perché il contesto africano è un contesto molto diverso dal contesto italiano, per dire, o occidentale. Occidentale. Più che... Quindi, ecco, i corsi, allora, per stare al punto, questi me li sono pagati io, però, insomma, invece, quando mi spostavo per lavoro, insomma, per necessità, allora pagava il cuore. E l'esperienza di fermarmi in questi paesi mi ha fatto fare questo terzo passaggio, cioè non solo il tutto, il tutti, ma i più poveri, ecco. Questa è stata un'esperienza molto forte, io non avevo mai visto morire un bambino prima, soprattutto morire un bambino di robe che dal punto di vista professionale sono stupidaggini. Mi dicevi in amicizia che settimana scorsa hai fatto una cena con amici medici, no? Sì. Ma per un medico nostro il tetano in Italia, non vediamo più un caso di tetano. E io il primo bambino che ho visto morire all'ospedale di Dubbo, nel sud-ovest dell'Etiopia, è stato un bambino che è morto di tetano, una morte di tetano, una morte terribile. Io mi sono avvicinato al letto e questo bambino mi sembrava che mi sorridesse. Ma vedevo che aveva un sorriso strano, che gli occhi... Dico, guardo il collega africano, lui è più esperto di me perché era la prima volta che mi fermavo là, e lui mi dice: "Non Dante, questo è un bambino che ha il tetano, fra poco muore perché..." E dico: "Ma è il trisma, dico, è la paralisi, il tetano fa la paralisi dei muscoli facciali", il bambino ti guarda ed è il segno premonitore del fatto che poco dopo si paralizzano i muscoli del torace e muore asfittico quel bambino. E ti guarda e sembra che sorride. E ancora oggi ci sono di queste morti? Ce ne sono ancora oggi in Africa. Qua faccio un appunto e dico, noi viviamo in un mondo dove diamo per scontato che essere vaccinati per il tetano è normale, ma ci sono contesti come il contesto africano dove non è per nulla scontato, ci sono ancora tanti bambini che muoiono perché non hanno avuto la possibilità di vaccinarsi contro il tetano. E tetano ti porta alla morte. E noi in Italia non vediamo un caso di tetano da tanti anni ormai. Per dire l'impatto per me cosa è stato in questi paesi. Vedere una mamma che arriva tardi e non riesci a salvarla da quel parto, il bambino è morto dentro e rischi di perdere anche la mamma se non fai subito non tiri fuori quel bambino macerato dentro, eccetera, e rischi di perdere la mamma e il bambino. In Italia non muore più nessuna mamma di parto, rarissime. E in Africa per me vedere sta roba, allora ricordo che una sera sono uscito dall'ospedale e guardando le stelle ho detto: Signore, dico, non dipende da me, perché dipende anche dal vescovo e da tante cose, però se posso spendere tutta la mia vita per ste creature, e allora, Signore, ti ringrazio e lo farò, e lo faccio con tutto il cuore, con tutte le energie, con tutte le forze che ho, perché è troppo forte l'impatto di vedere persone, bambini, mamme morire di cose che dal punto di vista medico non sono un problema. Ripeto, in Italia di tetano, di parto, ormai non muore più nessuno, moriamo per interventi di alta chirurgia, eccetera. Ma praticamente... Allora lì ho sentito, e quando faccio fatica, anche oggi, penso
a ste mamme e sti bambini dico, buon Dio, dammi sempre forza, non aver mai paura. Ma Dante, da quando è iniziato ad andare sono migliorate un po' le cose. Facciamo così, andiamo in pubblicità, poi mi racconterai dopo, a tra poco.